Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Confessione shock di Pietro Nasca, il 52enne che nella zona industriale di Catania ha ucciso travolgendola con la sua auto un'amica della moglie e ferito la consorte. Il telefono rosa dice la cultura del possesso dietro la violenza. Turno di ballottaggio oggi e domani, 4 comuni siciliani alle urne per eleggere il sindaco. Nasce a Mazara del Vallo il più grande parco agrivoltaico d'Italia, produrrà energia pulita grazie a nuove tecnologie. A Messina, strada decolorate dall'arcobaleno del Pride, centinaia di persone hanno sfilato in corteo, sabato prossimo sarà il turno di Catania e il 24 di giugno a Palermo. Il carcere borbonico di Siracusa è in stato di abbandono, il FAI lancia un appello per salvare la struttura chiusa dopo il terremoto del 1990 e mai più riaperta. Ancora buonasera da Telecolor. Dopo l'omicidio nella zona industriale di Catania è il fermo del marito che investe la moglie e l'amica che muore sul colpo. Ai magistrati l'uomo dice di non avere alcun pentimento per l'assassinio della donna che avrebbe convinto la moglie a lasciarlo. Giusy Lazzara. Mi sono innervosito quando le ho viste andare via a piedi, ho accelerato e le ho investite. Così Piero Maurizio Nasca, 52 anni, ha confessato ai magistrati di voler uccidere la moglie e l'amica. Secondo l'uomo sarebbe stata lei a convincerla a lasciarlo. Il marito, violento, ieri prima ha inscenato un incidente stradale in una traversa dell'8ª strada nella zona industriale di Catania. Poi non ha retto e mentre era ancora in auto ha telefonato alla 112 dicendo di aver travolto per ben 2 volte le donne. Anna Longo, 56 anni, la moglie è rimasta ferita, è ricoverata nell'ospedale San Marco con traumi ancora sotto shock. L'amica, Cetti De Bormida, 69 anni, è morta sul colpo. Ad accusare il marito dell'omicidio era stata Anna Longo, parlando con la polizia arrivata sul posto prima di essere soccorsa dal personale del 118. Nel frattempo l'uomo era stato fermato e appena messo piede in questura aveva chiesto delle condizioni della moglie, preoccupato per la possibilità che sopravvivesse. Nessun pentimento anche per l'omicidio dell'amica, che doveva pagare per il suo sostegno alla donna. Nonostante le tensioni, marito e moglie erano andati insieme ieri mattina in una clinica. Lui per un percorso di disintossicazione per alcolismo, lei assistita da uno psicologo. Venerdì sera è stata Anna Longo, dopo l'ennesima lite, a decidere la separazione definitiva e l'uomo sembrava avesse accettato. Non si aspettava certo un epilogo tanto violento che chiudeva 25 anni di matrimonio con Pietro Nasca, disoccupato con una pensione di invalidità e una famiglia numerosa con 8 figli che la donna aveva avuto da un precedente legame. Poi erano cominciate le violenze e le denunce di Anna Longo, ormai esasperata nel 2018. Nasca per questo era imputato nel processo per violenze e maltrattamenti che aveva portato nei suoi confronti all'emissione da parte del questore di Catania del provvedimento dell'ammonizione. Nonostante il procedimento, la donna era rimasta a vivere con il marito, che adesso è stato fermato per omicidio e tentato omicidio. E l'associazione Telefono Rosa interviene sull'ultimo caso di omicidio di una donna avvenuto a Catania. Chi aiuta una vittima di violenza spesso subisce minacce dal maltrattante. Dietro queste storie tragiche spesso c'è la paura di perdere il possesso della persona amata. Emanuela Corsi. Ancora un femminicidio, un'altra vita spezzata per colpa di un uomo. Questa volta però a perdere la vita non è una donna che vive una relazione tossica con un compagno violento, ma l'amica, colpevole, secondo l'assassino, di volerla allontanare da lui. La morte di Cettina De Bormida mette in evidenza l'aspetto più ricorrente nei casi di violenza di genere, la paura di perdere la persona amata per colpa di altri. Questo caso ha palesato quello che invece succede molto spesso, perché chi sta accanto alla vittima è ritenuto responsabile di questa presa di coscienza. È un po' anche quello che accade agli operatori dei centri antiviolenza. Anche noi riceviamo delle minacce, anche noi siamo nel mirino degli uomini violenti, no? Perché siamo un mezzo che porta via
il loro oggetto, l'oggetto che pensano di possedere. Il governo intanto ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge per contrastare i femminicidi e più in generale la violenza sulle donne. Tra le nuove norme l'obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima, l'arresto in flagranza differita prevedendo anche l'utilizzo di video e foto nei casi di maltrattamenti in famiglia o di stalking, la necessità di velocizzare i tempi per l'applicazione delle misure cautelari. Questo disegno di legge indubbiamente sarà d'aiuto per combattere i casi di femminicidio e per cercare di arginare il fenomeno, ma non basta, assolutamente non basta, bisogna intervenire per la formazione, per la rieducazione di coloro che comunque sia si trovano ad operare nel settore. Per far ciò è necessario, se non fondamentale, affidarsi a chi da anni opera nel settore, come ad esempio gli esperti che operano all'interno dei centri antiviolenza. La prevenzione per le associazioni antiviolenza deve essere intesa innanzitutto come cambiamento culturale. È necessario intervenire nell'educazione, nella formazione, nella sensibilizzazione per arrivare ad evitare questi atti estremi. Con la morte di Cettina De Bormida sale a 50 il numero di donne uccise dall'inizio dell'anno. Di queste 42 sono vittime di femminicidi, con una media di 8 casi al mese. 2 morti e 2 feriti in un gravissimo incidente stradale verificatosi alle 5:30 di questa mattina lungo la strada statale 385 nei pressi di Mineo, nel Catanese. Le persone coinvolte sono state 4 giovani di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le vittime sono una ragazza di 21 anni e uno di 30. I 2 feriti trasportati all'ospedale di Caltagirone sono il conducente dell'auto e un'altra ragazza. La vettura si è schiantata contro il guardrail mentre viaggiava su un tratto rettilineo a velocità sostenuta. L'impatto è stato violentissimo, sono in corso rilievi sul luogo dell'incidente per accertare le cause. E a Palermo altro incidente la scorsa notte, tamponamento tra 3 auto in viale Regione Siciliana all'inizio dell'autostrada A29 davanti all'Leroy Merlin, auto completamente distrutte con 2 persone che sono rimaste ferite, un 30enne e uno in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, mentre il 42enne, l'altro ferito, è stato trasportato dal 118 in codice verde all'ospedale Cervello. Cambiamo argomento, parliamo di politica, si torna alle urne oggi e domani in 4 comuni siciliani dove nessuno dei candidati ha superato 2 settimane fa il quorum. Unico capoluogo di provincia al voto è Siracusa, 2 i comuni nel Catanese e 1 in provincia di Enna. Ci fa il punto Maglio Viola. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in 4 comuni siciliani per il turno di ballottaggio per le amministrative. La sfida principale è a Siracusa, unico capoluogo al secondo turno. Al voto anche Aci Reale, Aci Sant'Antonio nel Catanese e Piazza Armerina nell'Ennese. Gli elettori chiamati alle urne sono poco più di 186.000. Solo a Siracusa gli aventi diritto al voto superano i 102.000. Si vota oggi fino alle 23, ma anche domani dalle 7 alle 15. L'elettore dovrà esprimere un solo voto, scegliendo esclusivamente uno fra i 2 candidati sindaco al ballottaggio. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. A Siracusa il confronto è fra Ferdinando Messina con 7 liste, tra cui DC, MPA, Lega e Fratelli d'Italia, e Francesco Italia, sindaco uscente, sostenuto da 4 liste civiche. Le liste però nel turno di ballottaggio non fanno particolare gioco. Giancarlo Carozzo, uno dei candidati sindaco rimasti fuori al primo turno, ha comunque deciso di apparentare la sua lista fuori sistema per Siracusa con il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina. Nel Catanese, ad Aci Reale, bisogna scegliere fra Roberto Barbagallo, candidato di liste civiche fra cui alcune espressioni di centrodestra e in particolare Forza Italia, e Nino Garozzo, candidato di Fratelli d'Italia, Sud chiama Nord, Lega e DC. Ad Aci Sant'Antonio si sfidano Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria, il primo candidato civico, il secondo sostenuto dalla DC e da Forza Italia. In provincia di Enna al ballottaggio invece c'è Piazza Armerina. Il sindaco dovrà essere scelto tra Nino Cammarata, sostenuto da UDC e Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri, che vede l'appoggio di DC, Forza Italia e Sud chiama Nord. È il più grande parco agrivoltaico che si trova a Mazara del Vallo, una Sicilia sempre più green e in linea con il processo di transizione energetica. L'isola è la terra perfetta per la creazione di questi parchi come quello di Mazara che noi andiamo a vedere in questo servizio che ha realizzato Marco Gulla.
Quello che state vedendo è il primo e più grande parco agrivoltaico realizzato in Italia. Si trova in Sicilia, a Mazara del Vallo. L'obiettivo è di produrre energia pulita e nel contempo coltivare i campi per far crescere viti e olivi, ma anche mandorli e piante aromatiche, quindi costruire impianti senza rubare suolo all'agricoltura e al paesaggio. L'impianto di Mazara del Vallo è dotato di una tecnologia di ultima generazione che consente di catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa, agevolando in questo modo la produzione di energia. L'impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico, la differenza è che l'impianto fotovoltaico tradizionale cerca di massimizzare la produzione fotovoltaica. Nel caso dell'agrivoltaico si scende a un compromesso, si riduce il potenziale fotovoltaico sfruttabile all'interno di questo campo e si vanno a installare i moduli in maniera più ragionata, spaziata, consentendo al campo di ricevere radiazione solare e quindi di mantenere una produzione nel tempo e non perdere la vocazione agricola che nel campo, diciamo, nel caso fotovoltaico sarebbe stata completamente compromessa. La Sicilia quindi in prima fila nel processo di transizione energetica. Sono già tanti i campi fotovoltaici che stanno nascendo infatti sull'isola. Abbiamo scelto la Sicilia perché tra le regioni italiane è quella forse con il maggiore potenziale di sviluppo fotovoltaico. Ha un irraggiamento solare tra i più alti in Europa, che la rende paragonabile per esempio alla Spagna o alla Grecia, e questo ovviamente è importantissimo quando si vanno a realizzare parchi fotovoltaici. In più all'interno ha un territorio non particolarmente antropizzato, quindi lo sviluppo di impianti non disturba la presenza umana e infine, diciamo, ci consente anche di utilizzare territori particolarmente pianeggianti che nello sviluppo di impianti fotovoltaici ovviamente rende l'impianto più fattibile, più facilmente realizzabile. Tanti player delle energie rinnovabili sono qui per costruire insieme a noi una partnership pubblico-privato in grado di generare valore per le imprese e in grado di fornire le energie rinnovabili che servono al sistema paese e soprattutto anche di generare valore sul territorio. Insomma, una Sicilia sempre più green. E crollano massi da Monte Catalfano tra Bagheria e Santa Flavia in via Consolare. Grossi macini sono finiti su un paio di abitazioni che nei giorni scorsi i residenti avevano sgomberato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno verificato se c'è il rischio di altri crolli. Non ci sono stati feriti, è stata attivata anche la protezione civile regionale per cercare di stabilire gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza le abitazioni che ci sono proprio sotto il monte. Ci fermiamo. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, aggredito sul palco mentre stava rappresentando con i pupi siciliani lo spettacolo Padre Pino Puglisi, un prete contro la mafia. Quanto accaduto ieri sera a Termini Imerese nel Palermitano al puparo Angelo Sicilia, che da diversi anni porta in scena spettacoli sui temi dell'antimafia. Solidarietà ad Angelo Sicilia è stata espressa dalla rete per la promozione della cultura antimafia nelle scuole. Adesso ci spostiamo a Messina. Ieri pomeriggio le strade colorate dall'arcobaleno del Pride. Centinaia di persone hanno sfilato in corteo. Sabato prossimo sarà il turno di Catania, il 24 di giugno a Palermo. Sentiamo Triolo. Messina travolta da un'onda arcobaleno. La terza edizione del Pride dello Stretto ha colorato le strade del centro allo slogan "Liberi di essere", una libertà che viene rivendicata per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, il colore della pelle e l'ideologia. Centinaia le persone che hanno sfilato partendo da Piazza Antonello e terminando il corteo a Piazza Municipio con un camion scoperto, con la musica ad aprirlo, una festa di diritti con un enorme arcobaleno e tanti colori. Di essere se stessi senza essere giudicati, di essere libere di poter autodeterminarsi, di essere liberi di poter vivere tranquillamente nella società la propria esistenza, a prescindere dall'orientamento sessuale, l'identità di genere, colore della pelle e quant'altro, essere liberi è il plurale di tutto, di poter vivere una vita serena.
Tanta gente, famiglie arcobaleno, ma anche tante famiglie con bambini, molti giovani con cartelli e striscioni colorati. Portiamo un sacco di colori al mondo ed è bello che sia in questo modo. Continueremo a battagliare sempre, è il nostro simbolo di battaglia, continueremo a battagliare perché è necessario, perché la cara Giorgia Meloni dice che non abbiamo un problema di omofobia in Italia, quando invece il problema è ancora grande. Vai incontro al pregiudizio della gente e spesso ti va a limitare sul campo lavorativo, hai problemi con la famiglia, con gli amici a livello sociale per strada, però dobbiamo essere coraggiosi, essere sempre noi stessi e portare avanti i nostri ideali sempre. Ed un messaggio chiaro e forte è stato lanciato anche alla politica per il riconoscimento degli stessi diritti e doveri delle altre persone. Che non ci lasceremo intimidire e che potrà fare quello che vorrà, potrà provare a fare quello che vorrà. Noi occuperemo tutte le piazze, se necessario, non più con un Pride l'anno, ma molti più Pride e molte più proteste. Non solo, Messina ma anche a Catania è previsto un corteo che si terrà il 17 giugno e sarà preceduto da martedì a venerdì da una serie di eventi culturali e ricreativi presso il Bastione degli Infetti in via Torre del Vescovo. Una settimana dopo, il 24 giugno, invece l'onda del Pride approderà a Palermo. Adesso ci spostiamo a Siracusa, il carcere borbonico a 2 passi dal mercato di Ortigia è in totale abbandono, è rimasto chiuso dopo il terremoto del 1990 e mai più riaperto. L'appello del FAI è un bene culturale, non deve essere venduto. Ce ne parla Francesco Aloi. Le sbarre alle finestre ricordano che questo era un carcere. Qui dove c'erano i detenuti, adesso c'è il totale abbandono. Siamo nel cuore di Ortigia. L'abbiamo aperto per le nostre giornate FAI del 2013 e devo dire fu un successo, perché la curiosità da parte dei cittadini fu tanta che la fila era immensa, però riuscimmo a fare visitare a tutti il carcere borbonico, così come è rimasto dal 90 quando è stato abbandonato. Una struttura all'avanguardia costruita nel XIX secolo. Da un solo punto si potevano controllare tutti i carcerati. Il primo entrò nel 1856. Poi, nel 1990, il terremoto di Santa Lucia rese l'edificio inagibile. Da allora ad oggi il degrado la fa da padrone. Ci sono stati dei crolli interni, è crollata la palizzata questa che doveva in qualche modo tenere lontani gli abusivi, chi entra dentro, quindi oggi è in totale abbandono, porte aperte e non c'è nessun controllo. La proprietà è del Libero Consorzio che più volte ha messo il vecchio carcere borbonico all'asta, tutte andate deserte. È andata all'asta ed è messo in vendita e non può, secondo noi del FAI non può essere un bene di questo genere messo in vendita perché è un monumento, è un bene culturale. Consideriamo che è uno dei pochi carceri panottici esistenti al mondo, panottico perché lo riconosciamo dall'occhio sul portale, l'occhio che vede tutto, ed era questa la filosofia a cui si ispirò Luigi Spagna nel 1855 quando decise e progettò questo carcere. Qui può entrare chiunque, i graffiti sulle pareti sono segni evidenti. Nel cortile i cumuli di rifiuti e parte della recinzione divelta dal maltempo. Tutto questo a 2 passi dal mercato, sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti. Ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità, torniamo con lo sport. Rieccoci in studio, siamo allo sport, giorni decisivi per l'eventuale cessione del Messina Calcio a un nuovo proprietario atteso in città e il ritorno dell'imprenditore Fabrizio Mannino che domani incontrerà il presidente Pietro Sciotto. Ce ne parla Sergio Colosi. L'ultimo assalto di Fabrizio Mannino, la frenata su Manuele Ilari e l'indecisione del presidente Pietro Sciotto. 3 fotografie di una cessione ancora tutta da scrivere. Il futuro del Messina non sembra vicino alla svolta e il prossimo passaggio si consumerà nella giornata di domani. Mannino, l'imprenditore che piace ai tifosi, torna in Sicilia per la seconda e ultima offerta alla proprietà. Migliorativa rispetto a quella dei 2 milioni di euro debiti compresi della settimana scorsa che però ha lasciato Sciotto assolutamente indifferente e successiva all'esame della due diligence. Il patto di riservatezza sottoscritto tra venditore e potenziali acquirenti su richiesta del presidente dell'ACR limita al massimo le notizie e potrebbe fare il gioco di chi non sembra per nulla convinto di cedere il Messina.
Filtra comunque che la sua valutazione del club sfiorerebbe i 3.400.000 euro, cifra assolutamente fuori misura per la CR che da 15 anni naviga tra Serie C e soprattutto D e che Mannino e soci, tra cui Pietro Franza e altri sponsor cittadini, non hanno alcuna intenzione di offrire. Basi di trattativa quindi per un closing difficile, a meno di nuove più miti pretese. Anche perché il 7° campionato con Sciotto presidente è l'ultimo dei desideri dei tifosi. Né Ilaria appare la soluzione migliore con Sciotto socio di minoranza e un pagamento dilazionato, mitigata dalle possibili scelte tecniche degli ex rossazzurri Maurizio Pellegrino e Francesco Baldini. Le scadenze al 20 giugno impongono però all'attuale proprietà di provvedere al pagamento di 3 mensilità ai tesserati, della fideiussione e dell'iscrizione alla prossima Serie C, qualunque sarà il vertice societario, e Sciotto sembra muoversi in questa direzione. Il TG è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata e ancora buona domenica.